Dottor Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Ho voluto Buongiorno direttore, grazie dell'invito e rinnovo le mie congratulazioni a Paolo, Natalia e compagno, perché in un paese che ha un tasso di natalità sempre più basso, ben vengano queste notizie. Belle notizie, Sì. belle. E ho voluto che tutti i nostri telespettatori venissero a conoscenza. Quando ho visto ho detto no, questa è una notizia da dare. È vero. Insomma, quindi con tutti i sacrifici che ha fatto anche per la gestazione, poverino. Vabbè. Ma quello che adesso mi fa restare basito sono questi proclami. Io non avevo mai sentito queste cose. Ti risultano? No, assolutamente. Io credo che Trump innanzitutto voglia sicuramente far Lo dice un ritornare... indipendentista, non è uno di destra, sinistra, quella, indipendentista. Vuol far ritornare la produzione sicuramente negli Stati Uniti. Diciamo che c'è, così, la sua credo sia però un'utopia, perché da un sondaggio fatto negli USA, molti sono d'accordo perché gli Stati Uniti ritornino ad essere una potenza industriale e non solo, diciamo, post-industriale. Ma alla domanda, vorreste poi ritornare a lavorare in fabbrica, molti statunitensi hanno detto di no, cioè solo il 10%. Mentre il 90% era d'accordo sul fatto di reindustrializzare, diciamo così, gli USA, il 10% sarebbe disponibile a ritornare a lavorare in fabbrica. Pertanto ha una missione estremamente difficile. Poi non credo che sia il discorso dei prodotti agroalimentari, perché vede, direttore, se vogliamo essere seri, il consumatore va informato. Noi dovremmo avere, quando andiamo davanti allo scaffale del supermercato, questo è un prodotto veneto, è un prodotto siciliano, vogliamo dire che è un prodotto italiano, è fatto in questo modo, tu consumatore sei disponibile a spendere questi soldi per acquistarlo? La scelta la fa il consumatore. Ma perché non lo fanno, scusami? Perché evidentemente anche in Italia abbiamo delle cooperative che tendono purtroppo a danneggiare coloro che producono per portare a casa poi il loro compenso. Faccio un nome solo, Coldiretti, che per me non fa assolutamente gli interessi dei contadini e degli agricoltori, non li ha mai fatti. E allora io sono d'accordo per liberalizzare il mercato. Naturalmente il consumatore va informato, perché ci sono sicuramente prodotti estremamente diversi. Se la carne americana, io non sono un esperto, ma se la carne americana, ad esempio, che ne so, i maiali consumano determinate sostanze, bene, vengono messi sulle etichette, vuoi questa? Costa molto meno della nostra, però la nostra è un'altra cosa. È inutile dire il parmesan, non sarà mai il parmigiano reggiano. E il consumatore lo sa. Il consumatore americano, tra l'altro, che è disposto a spendere 20 euro per un chilo di parmigiano, e che in America pagheranno 30 o 35, ne spenderà anche 40, perché la qualità dopo si paga. E il consumatore che è disposto a spendere 20 euro per una bottiglia di Prosecco, spenderà anche 30 euro, non è che si ferma il prodotto di eccellenza perché aumentano i dazi. Poi naturalmente Trump ha un grande potere contrattuale e sta facendo gli interessi degli americani come dovrebbero fare tutti i politici. È che i nostri sono abituati, mi scusi l'espressione, a calare le braghe, lui no. Lui porta avanti una politica che a differenza di tutti gli altri ha sempre annunciato. Lui sta facendo esattamente quello che aveva promesso in campagna elettorale. Non è che sta facendo una cosa diversa. Certo. Allora noi siamo stupiti di questo, perché mentre i nostri dicono caleremo le tasse che poi non sono mai calate negli ultimi 50 anni, lui sta dicendo esattamente combatterò l'immigrazione clandestina, porterò in America ancora la produzione industriale, metterò i dazi. L'ha sempre detto, non è una scoperta di oggi. Quindi è inutile bofonchiare, proprio il termine esatto oggi. Bofonchiano coloro i quali non sanno che dire.